Nuovo appuntamento di ci siamo, Sicily On Air, tante le novità, lo studio di Sicily On Air è meraviglioso, la tazza, eccola qua, insomma non manca mai, la tazza di Io Compro Siciliano. Ringrazio Paolo che è il nostro regista anche questa sera, grazie per il lavoro che fa anche Marzia, un'altra donna in redazione, la donna della redazione che durante la settimana fa miliardi di telefonate. Insomma, Marzia, non ti invidio, però grazie a lei andiamo avanti. Saluto ovviamente Giorgianni e Morici, che sono i due fondatori di Io Compro Siciliano, grazie per la fiducia che mi date quotidianamente. Allora, dobbiamo dire grazie anche a tutti quelli che durante la settimana si sono iscritti anche alla pagina e sono sempre di più. E allora, quanti sono, Paolo? 262, 163. Grazie. Poi non dimentichiamo Katiuska, che è la donna di mezzogiorno, e la new entry questa settimana, Norma, con alle 18 l'appuntamento molto speciale che vi arriva in diretta, come sempre. Allora, noi siamo pronti per cominciare questo nostro appuntamento di oggi. Lo facciamo chiamando una grande amica, un'amica che veramente adoro, ho condiviso con lei dei palchi, arriva l'anno scorso da un tour incredibile, All Together Now, Regina anche lì. Saluto Daria Biancargi. Ciao Daria, anzi buonasera, insomma siamo sera. Ciao Daria. Buon qualsiasi cosa, ciao Vincenzo Beggi, come stai? Ma io sto benissimo, mi mancavi perché insomma non vedevo l'ora da quando ho cominciato quest'anno. Esatto. Tu avrai sbirciato qualcosa della trasmissione, immagino, avrai visto... Qualcosina, sì. Qualcosina. Mi sono portata avanti col lavoro. Brava, non poteva mancare appunto Daria Biancardi. Parleremo con te tra poco dei progetti, di come stai vivendo questo periodo così delicato, anche se ci sono dei progetti in essere, ci sono delle cose belle proprio, insomma, che si stanno sviluppando, cose che non si possono magari spoilerare, però insomma... No, chissà, vedremo. Già la vedo nera stasera. E allora siamo pronti per andiamo ad annunciare l'altra donna che sarà con noi questa sera, ovvero Loredana Errore. Benvenuta Lori, benvenuta a Sicily On Air, benvenuta. Grazie, ciao a tutti e bentrovati, ciao. E allora, Lori, è un momento per te molto importante perché, insomma, quando esce un nuovo lavoro c'è tanta emozione, c'è tanta fatica. È uscito il 30 di ottobre, se non sbaglio, il tuo nuovo lavoro. In tempi di pandemia, Loredana Errore ha fatto uscire un nuovo album. È incredibile. Prego. Sì, assolutamente. Intanto ciao a tutti di nuovo, è una bella notizia quella che insomma ci diamo e che mi racconto. C'è vita, è il nuovo lavoro che il 2020 ha voluto regalarmi, veramente vincendo contro tutti i limiti e contro tutte le cose che purtroppo diciamo abbiamo vissuto e abbiamo avuto la fortuna e la sfortuna insomma di dover affrontare. In tutti i casi la musica ha vinto e sicuramente per me è un bel racconto di vita e di vita trasspaccato tra bene e male. La musica vince sempre, quindi posso dire questo, in C'è vita, il mio nuovo album. Ecco, e allora c'è speranza, fede, tenacia e l'esortazione da Marzi. Questa è la scheda tecnica che mi è arrivata e devo dire ci sono tante parole importanti. Tra queste che ho detto, speranza, fede, tenacia, esortazione ad amarsi, qual è quella che preferisci? Ma guarda, sono tutte e tre che reggono veramente un equilibrio in cui c'è tanta volontà e tanta, voglio dire, dare energia a questi valori, a queste parole che poi muovono insieme il mondo interiore che poi si riflette con grande potenza nel fare, nella creatività, negli incontri, insomma l'universo un po' ci mette in condizione di vivere delle magie. E C'è vita, devo dire che ringrazio le mie etichette discografiche, la Zora Music di Marco Rossi, ringrazio tutti gli autori che hanno lavorato
dando il cuore al 200%. È veramente stato è stata una sorpresa, una rivelazione molto importante quella che è successo, quindi mi ritengo ancora una volta, voglio dire, sorpresa dalla vita, ma allo stesso tempo, voglio dire, protagonista e partecipe, quindi quando lo vivi così in maniera coinvolta, sicuramente la parte dei piedi per terra resta sempre una bella realtà e una bella storia che si aggiunge a 10 anni di carriera. Oggi sono 2020, 10 anni della mia carriera, sembra ieri, della mia partecipazione ad Amici, però è bene sì, c'è vita, 2020. Infatti. Senti Lori, ma cosa è rimasta di quella ragazza d'occhi cielo, che è un singolo che ho cantato, ma personalmente ho cantato per tanto tempo, perché è stato un tormentone, lo dobbiamo dire, quando è uscito è stato uno dei singoli nelle airplay delle radio italiane, tra i più trasmessi. Era un'altra loredana, immagino, però di quella parte lì, di quella ragazza a occhi cielo, grande Piaggio, ovviamente lo vogliamo anche citare. Insomma, cosa è rimasto? Ma guarda, intanto appunto diciamo un po' tecnicamente il ragazzo Cielo compie 10 anni oggi, quindi in C'è vita non potevo che non pensarla e reinterpretarla. È un brano che mi ha scritto Biagio Antonacci con quella partecipazione meravigliosa che ho fatto ad Amici. Biagio Antonacci certamente, e quindi mi ha dato mi ha dato queste ali che mi avvolgono come un cappotto da 10 anni a questa parte, quindi è un brano meraviglioso in cui mi rivedo tanto. Penso che non sia cambiato molto a 10 anni, sono qualche ruga in più e qualche consapevolezza in più, però l'autenticità, lo stampo, diciamo, è sempre quello. Mi dici la sicilianità di Loredana Errore nella quotidianità, come la fai uscire? Cioè, il fatto di essere siciliana, qual è la cosa che fai uscire di più? Ma guarda, sicuramente parlo anche siciliano, se devo dire qualcosa in 428 le dico sicuramente in dialetto. Poi mi porto sempre il cibo, che non mi manca, insomma, non mi manca mai cucinare Qual è il qualcosa. qual è il tuo piatto preferito, Lori? Ma sicuramente la pasta al forno, le minestre, le cotolette, insomma, diciamo che le nonne ci viziano un po' tanto le mamme, che poi questa tradizione la riportiamo nella nostra quotidianità. Quindi il cibo non me lo faccio mai mancare, i dolci, i buoni dolci siciliani sicuramente. E dalla Sicilia mi porto tanta amorevolezza, tanta residenza e tanta autenticità, sicuramente, degli ingredienti molto importanti. E il singolo, lo ricordiamo, il singolo nelle radio italiane che stiamo trasmettendo, anch'io che faccio radio quotidianamente, Torniamo a casa, è scritto da Stefano Paviani e composto e prodotto da Riccardo Quagliato, insomma, Esatto. una bella squadra. Sì, hanno suonato anche alle chitarre Giorgio Serio, che è il Giorgio appunto di Giorgia, Andrea Torresani, che è il bassista di Vasco Rossi, quindi veramente ringrazio tutto questo team, ringrazio il cielo per queste cose meravigliose e inaspettate, ripeto. Quindi è un gran lavoro che mi ha accolta e insomma e che spero al più presto di portare live. È un album di 7 brani, 5 inediti e 2 diciamo rivisitazioni di La Cura e di Ragazza Occhicello, appunto per i suoi 10 anni, e quindi è un brano che parla della vita, il suo filo conduttore è la vita. Cos'altro posso dire? Non vedo l'ora di poterlo cantare di nuovo live, non appena ci daranno questo via, e sicuramente questo Torniamo a casa è un ritorno a questa casa meravigliosa che è la musica, un'accezione bella e positiva che voglio dare, seppur la casa rimane la nostra cura, la nostra intimità, il nostro rapporto proprio intimo con noi stessi. Allora ci sono tanti, devo dire, tanti collegati che che stanno seguendo la diretta, e vogliamo leggere un po' di messaggi, perché la gente dice: dateci per favore, fatemi vedere un po'. Allora c'è Paola, aspettiamo Loredana Errore, Paola Cerato, insomma, che
l'aspetta evidentemente anche live. Ciao Loredana, ti Io salutano. saluto Paola. Io saluto Ecco. Paola. Ciao. Ciao Ovviamente Paola. salutiamo, immagino, anche un fan club collegato. Parte allora John Blandi. John Blandi è uno che ci segue dagli Stati Uniti. Buonasera Vincenzo, ben arrivato. Buonasera a te. Proseguiamo ancora. Allora c'è Vita, cuore, mandano i cuoricini, quelli non mancano mai. Proseguiamo ancora Paolo, andiamo grandissima Lori, sempre il nostro Luca. Allora Giulia Mauro, ciao Loredana, vai ancora. Ciao Giulia. C'è Vita, è davvero un album straordinario, poche tracce ma di qualità. Quante sono le tracce? Io non ho dato una controllata, le tracce quante sono, Lori? Beh, sono 7 tracce, quindi... però sono secondo me, diciamo, l'ingrediente giusto di come doveva essere concepito e partorito questo lavoro. Quindi sono molto molto felice. Senti, c'è un messaggio, però non so se leggerlo perché magari mi fa arrabbiare e mi parli in siciliano, ma un'ascoltatrice dice: ma Sanremo? Ma Sanremo resta un sogno per tutti coloro che insomma intraprendono questa cosa, eppure è il mio grande sogno. Quindi sono sicura che prima o poi quel palco, insomma, mi prenderò anch'io il piacere e l'onore di poterlo calcare. E dai, allora Alessandro Rocci, Loredana, una voce scritta meravigliosa, emozioni uniche, ancora se non fossi diventata una cantante, quale sarebbe stato il tuo sogno alternativo? Mario che ci scrive, qual è il tuo sogno alternativo? Allora, è dura poterlo dire, quindi fatemi intanto sparare tutte le cartucce per questo progetto. Poi vediamo un po' quello che dovremmo organizzare semmai. Per adesso voglio concentrarmi proprio tutto alla musica. Allora, quando mi capita, ovviamente Lori tra poco ci dovrà lasciare, però io ho un altro pezzo da 90 che è Daria Biancardi, che è Lady Soul. Daria, stai ascoltando questa chiacchierata tra me e Loredana, il potere alle donne, perché in questo momento della diretta serale del giovedì sera con Sicily On Air, le donne sono protagoniste. Daria Biancardi, viva le donne, lo possiamo dire? Ma sì, ma diciamolo assolutamente sì, è bellissimo, insomma. Poi l'unione fa sempre la forza, quindi è bellissimo quando si trovano artiste come Loredana, che conosco ormai da tantissimi anni, anche se personalmente non abbiamo mai avuto modo di conoscerci, incontrarci, però grandissima stima e soprattutto sono contenta che lei sia ritornata con questa carica e con la personalità che comunque solo lei ha, e quindi veramente in bocca al lupo per tutto, Lori, perché te lo meriti, soprattutto per la veramente resilienza e tutto l'ottimismo e il talento che hai, quindi quello è innegabile, per cui... Senti Daria, in tempi di pandemia Loredana Errore fa uscire un album e già questa è una notizione. In tempi di pandemia tu sei diventata la regina di All Together Now perché hai vinto la sfida delle sfide praticamente pochi mesi fa. Dico, sì. Il 2020, per quanto sia drammatico, per quanto tutte le cose che sono successe, però anche a te ha portato molto bene, Sì, io devo dire di sì, è stato un momento, allora se proprio devo essere precisa e sincera, quello che voi avete visto nel 2020, quindi a luglio del 2020, in realtà era un evento che era successo nel 2019, quindi poi ce lo siamo tirati e ce lo siamo trascinati nel 2020, perché sapete tutti che quella è una puntata registrata e l'abbiamo registrata a dicembre del 2019, quindi il fatto che nel 2020 sia stato possibile poterla rivivere e a così lunga distanza dal momento in cui è accaduto e in un momento così particolare della vita di ognuno di noi, in quel momento quando io l'ho registrato, mai e poi mai nessuno di noi avrebbe potuto pensare che potesse accadere una cosa di questo genere, no? Quindi riviverla in un momento di pandemia con uno stato d'animo differente, con una consapevolezza diversa, è stata veramente un'esperienza emotiva unica. Io ricordo di averla vista insieme a qualche amico proprio, cioè eravamo 4 amici a casa della mia carissima amica con la famiglia e ho visto mia mamma piangere, mia figlia commossa, e quindi insomma era un periodo in cui chiaramente già tutti eravamo sensibili già di per sé
Senti, Già, nel Daria, nostro eravamo già sensibili, in più questa vittoria così anche per me inaspettata, devo dire, quando è successa, quindi tutto ha preso un colore diverso. senti Daria, prima Loredana ha tirato fuori il talent ricordando amici che insomma tutti quanti ci ricordiamo. Tu non ti puoi esimere dal tirare fuori il tuo talent perché tu hai fatto The Voice of Italy nel 2014. Cosa ti è rimasto di The Voice of Italy? Ma The Voice 2014 è il mio primissimo talent, la primissima esperienza televisiva e mi ha lasciato chiaramente dei segni, ecco, posso dire dei segni molto importanti, perché quando, e qua Loredana potrà magari darmi ragione, se fai un talent a 15 anni, a 18 anni è una cosa, se tu fai un'esperienza di questo genere a 36 anni o a 43 anni, 42 anni che erano quelli di All Together Now dell'anno scorso, assume veramente una caratteristica diversa e ti resta impressa in un modo che non può essere uguale se l'avessi affrontata a 18 anni. Quindi The Voice mi ha segnato, The Voice è stato il mio primo palco televisivo, i miei primi live, perché eravamo live e con milioni di spettatori. Tra l'altro quel The Voice di là era un The Voice molto particolare perché era la seconda edizione, quindi comunque era ancora fresca, diciamo, la trasmissione. E poi c'è stata la suora, quindi un fenomeno mediatico non indifferente. Io la dovrò ringraziare sempre perché questo The Voice 2014 è stato unico e se lo ricordano ancora tutti. Tutti mi dicono, ah, quello della suora. Sì, c'ero anch'io, però vabbè, sì, è quello della suora. Sì. Allora, intanto anche la migliore di All Together Now, Mario scrive, per quanto riguarda Marta, invece di dire Loredana ti adoro, ancora la musica live con il Covid è finita, che tristezza vivrà solo sul web? No, possiamo dire che sia Daria sia Loredana torneranno live. Loredana, aiutatemi voi, tornerete dal vivo, perché qua ci chiedono, vogliamo vedervi dal vivo. Beh, sicuramente questo è il nostro compito, quindi assolutamente ben presto. Appena ci dicono di sì, noi già l'abbiamo detto prima di ogni no, di ogni negazione, quindi al più presto. Io colgo l'occasione davvero per ringraziare tutti voi, per augurarvi davvero buon Natale nel cuore, soprattutto nella mente e nell'anima. Di soprattutto credere sempre nei sogni, perché non c'è nessun ingrediente per dar vita ai sogni, solo noi possiamo dargli vita, solo noi con la nostra appunto resilienza, passione e amore. Quindi tutto quello che possiamo fare sicuramente il nostro, se stiamo spinti da tanti sogni, se stiamo spinti da tante belle cose, io mi scuso con Daria perché non ho sentito il programma, quindi non so bene di cosa stiamo parlando e lo dico veramente con molta umiltà, però appunto qualsiasi talent, qualsiasi insomma situazione è quella giusta e poi ognuno si sa, ha i propri traguardi, però mai arrendersi, sempre andare avanti. Mai, mai. Senti, Lori, ti sto per salutare, volevo farti salutare da uno dei più grandi producer che abbiamo in Sicilia e che è arrivato, Riccardo Piparo, che è con noi questa sera. Riccardo Piparo is the color inside. La la la, signori, Typical. Io sono cresciuto con i Typical. Piparo, prima che Loredana... pure Daria, io penso che Loredana... Anche io. Loredana avrà ballato con i Typical negli anni Assolutamente. 90. Senti Piparo, prima che Loredana Errore se ne va via, prima insomma che ci abbandoni, senti, cosa vuoi dire a questa donna, Lori, che è siciliana? L'hai mai prodotta? Ti è mai capitato di lavorare con lei? No, non ci conosciamo personalmente, è la prima volta che ci parliamo in diretta. Ho sempre sentito parlare chiaramente di te, però non abbiamo mai avuto... i nostri destini non si sono mai incrociati, ecco. Oggi si sono incrociati grazie a Compro Siciliano.
Grande, Esatto. allora, senti Lori, ti mando un grande abbraccio, come promesso, ti faccio gli auguri di buon Natale, di buon anno e mi auguro di commentare in radio il tuo disco e i tuoi singoli che vanno alla grande, va bene? Grazie mille. Allora io permettimi di salutare tutti voi, Daria, Vincenzo, Riccardo, un bacione di cuore e viva la musica! Sì, La musica. sì. Viva. Ciao, grande Loredana, Ciao. grande mille. Grazie mille. Caro Piparo, adesso devi dire qualcosa invece all'altra, perché io penso che voi due invece altro che Noi siamo una coppia di fatto ormai. Esatto. Ma come? Ricky? Assolutamente sì. Scusa. Io sono innamorato di Daria, quindi sì. Io da una vita, quindi queste sono dichiarazioni ormai. Queste sono dichiarazioni in esclusiva a Sicily On Air, devo dire. Adesso posso dire una cosa in diretta. Sì. Allora, Daria, questa è una cosa che riguarda te. Perché l'altro giorno mi trovo a parlare con un altro produttore che non faccio il nome, eccetera, eccetera, e parlavamo un po', dicevamo che comunque gli artisti in generale sono un po' testa di cazzo, lo possiamo dire, no? Cioè l'artista in quanto tale non è nella sua personalità essere così. Si può dire siamo in fascia protetta, no? Certo. Invitiamolo di nuovo, Riccardo. Però allora fammi finire il discorso. Allora ho detto, però io una persona la voglio salvare, Daria Biancardi. Secondo me tu sei l'unica artista a non essere testa di CAAO. Senti, io allora, io sono aspetta Vincenzo, perché mi tocca una risposta. Sono toccata veramente nell'animo da questa come dire, anche sincerità un po' cruda, se vogliamo, di Ricky, che io ormai conosco da tantissimi anni, veramente ci conosciamo da un sacco di tempo, abbiamo collaborato, lui è stato produttore artistico dei miei brani, eccetera, e io ti ringrazio, sono lusingata di queste tue parole, perché so che è la verità. Col cuore, quindi grazie. Senti. Caffè poi lo paghi. Come? Caffè pagato. Lo paghi. Poi tu faccio io, va. Non sarà gelosa Daria Biancardi se tiriamo. Io ci proverò con tutte le armi da qua al 2021 a invitarlo. Cercherò di affilare le armi, caro Piparo, per avere un altro dei tuoi. È maschio, quindi diciamo, dico, hai detto quelle cose prima su Mario Biondi, che dici? Guarda, posso dire anche una cosa. Mario, io lo conosco da tanto, lo conosco da prima che lui diventasse famoso, da quando faceva il piano bar a Lampedusa. Io lo conobbi lì. Mario è un'altra bellissima persona. Adesso non è che, però è la verità, Mario è un'altra bella persona, assolutamente. Confermo e sottoscrivo. Io lo voglio conoscere, quindi Vincenzo, mi raccomando, invitalo presto. No, allora, se vuoi, adesso lì ci vuole l'intercessione di Piparo, perché noi possiamo fare nel 2021 lo stesso quadretto di stasera, aggiungendo Biondi. Ieri eravamo al telefono, perché poi ci saranno delle novità in arrivo che vi dirò. No, Piparo, adesso, tu stasera spoilerà. Niente. Non posso, ti prego, non posso. No, non può. Senti, ma tu con Biondi anche nel 2020 qualche piccola soddisfazione te la sei presa. Diciamo, chiamiamola piccola quella che ho visto io, io. Palcoscenico surreale, insomma, senza. Che è successo lì in quel momento, in quel pomeriggio? Guarda, è stata un'emozione particolare, perché comunque intanto essere all'Arena di Verona, che sappiamo che è il palcoscenico più bello dell'Italia, cioè per quanto riguarda la musica sì. Ha suonato Morricone, cioè io pensare che lì dove c'ero io c'era stato Morricone, cioè per me era una cosa indescrivibile. E quindi e poi
vederlo in quel contesto con poco pubblico, perché il pubblico in realtà c'era, però c'erano 2000 persone che, come tu capisci, nell'Arena di Verona scompaiono, cioè e quindi è stata una cosa veramente, un'atmosfera surreale, perché poi il palco l'hanno posizionato a centro, Sì, è vero, mi al ricordo. centro, e quindi c'era tutta l'arena, quindi era tutta l'arena che ci circondava. Bello, indimenticabile. Indimenticabile. Allora, adesso Daria si prepara l'ugola, perché noi non ci possiamo, sì, tu sei a casa tranquilla, non puoi come dire, farmi sentire anche in ambito natalizio, visto che siamo alle porte del Natale. Intanto volevo dire ai nostri ascoltatori, il primo che scrive il nome esatto, invieremo le mascherine Io Compro Siciliano. Vi do degli indizi sul personaggio misterioso. Cari ospiti, ogni settimana c'è un personaggio misterioso, c'è un personaggio internazionale che ha legami forti con la Sicilia. Se vi dico Nero d'Avola, vi dico nei pressi dell'Etna c'è un artista internazionale con dei capelli con Io un lo colore... so! No! Mica Io lo devi dire pure. tu. E Pipa, grazie. Biancardi e Pipa lo sanno di chi sto parlando. No, dovete scriverlo, quindi se Vogliamo la mascherina! ve li farò inviare. Se volete naturalmente la mascherina, scrivete che dopo vi farò vedere la foto per capire chi è. Detto questo, siccome manca una settimana all'incirca al Santo Natale, cara Daria, io e Piparo siamo qui stasera a deliziarci anche un po' con delle note very Christmas. C'è qualcosa, sai, che mi fa sognare. Io già sono pronto, mi manca il cognac, a Piparo manca il sigaro, che so, non lo so se Piparo è... No, io un po' cioccolato. Cioccolato, Piparo. Viene da Cioccolato, ci vorrebbe veramente un bel camino e una nevicata fuori, scusa. Esatto. È vero, però a Palermo è un po' camino a terra sulla pellicciotta, così, no? Chi vuoi tu, con chi vuoi tu? Oh, ma Daria, ma stasera ti vedo... Ma sono romantica! Però Piparo, non disturbare Piparo, cioè non importunare Piparo, che noi sappiamo Piparo come Ma combinata. guarda, non credo proprio si senta importunato da me. Vabbè, senti, cosa gli dedica a Piparo dal punto di vista natalizio? Allora, mi trovi, diciamo così, su due piedi, anzi no, seduta, con le lucine natalizie dietro. Dunque, allora, un brano che a me piace tantissimo e che è proprio, non è proprio di quelli più felici, di quelli più scontati, che sono anche bellissimi, però si chiama God Rest You Merry Gentlemen, ed è un po' il riposo che si augura a chi lavora tantissimo e a chi lavora tantissimo anche di testa, e quindi la serenità fondamentalmente, quindi è un messaggio di serenità, quindi per tutti, no? Vai. Ma vero, devo fare la cappella io, ma vero è? No, se vuoi ti chiamo Vessicchio, sessione fiati, Piparo ti fa il remix, dico Daria, io mica posso... Io penso che tu mi stia sfottendo in questo momento, però va bene, perché tu... Aspetta, in tutto questo lo possiamo dire, possiamo svelare una cosa prima che io canti e fare una cosa così bizzarra. La regia mi manda messaggi dicendo: stai ferma, non ti muovere, sei messa troppo a sinistra, sei messa troppo a destra. Io che faccio per ora l'ondina così tutto il tempo? Vi prego di perdonarmi, ma sono, ecco, non sono, va bene, stai ferma. Ok. God rest you, merry gentlemen, there's nothing you dismay. Remember, God our Savior was born on one Christmas Day to save us all from Satan's power when we gone astray. Oh, what tidings of comfort and joy, and joy. Oh, what tidings of comfort and joy. Grazie.
queste sono fortune. Grande Daria, ci scrivo messaggi. Paolo, regia, messaggi, andiamo con i messaggi. E allora, che qua ragazzi scrivono: grande artista, Daria unica, Alba. Poi ancora la nostra Marzia, Daria Biancardi, un talento unico, voce emozionante, simpatia e semplicità. Salutiamo Loredana che ci sta seguendo. John Blandi, che vive a New York, dice: vieni qua per avere un po' di neve, ce n'è abbastanza. È vero. Ha navigato alla grande. E poi Giovanni Castello, ciao Daria. Giovi, ciao Alba. Poi c'è Lidia Prestare che dice: grande Daria. Insomma, c'ho tanti messaggi che arrivano per te di gente che te vuole tanto bene, cara Daria, tanto bene. So, ma è veramente una fortuna, è un dono. Allora, l'amore è la cosa che fa girare il mondo, ci credo da sempre e continuo a crederci, nonostante alle volte, ti dico la verità, l'evidenza della frustrazione, magari alle volte un po' della cattiveria mi lascia un po' desolata, però continuo a pensare che veramente l'amore è quello che fa girare il mondo, quindi grazie per tutto, per l'affetto, per il calore che ricevo giornalmente, ecco, da tutti loro, insomma. Allora, e allora aspetta un attimo perché anche a me arrivano messaggi da decifrare. Ok, vediamo un po' il nostro. Eccolo qua. Leggete voi, perché dico, lo vedete, sono impressione. Complimenti agli eccellenti ospiti di Sicily On Air. Crediamo nella forza dell'arte made in Sicily e della sua proiezione e promozione a livello internazionale. Vi dico questo, caro Piparo e cara Daria, perché io compro siciliano, che ha raggiunto numeri incredibili, siamo oltre 261.000 iscritti per qualcosa nata pochi mesi fa, in futuro, nel 2021, potrebbe riservare tante sorprese, non solo dal punto di vista proprio telematico, web e quant'altro, ma proprio come brand di qua, di là, andare in giro. E naturalmente in questi format che sono partiti come il mio serviranno anche per magari organizzare qualcosa di importante con le voci e i talenti siculi. Chiaro? Senti, Daria, scatenerò l'ira di un management a cui io sono particolarmente... Aspetta, sto leggendo una cosa bellissima. Daria da sposare. Niente, vabbè. No, ragazzi, l'ho persa. C'è Daria, si vuole, non puoi. Scusami, Vincenzo Cantone. Lì, stavo facendo il tuo lavoro. Siccome prima ti sei così intrippata con i complimenti di Piparo, ora scrive lo staff. Ok, stasera che ti succede? Ma niente, niente. Vabbè, comunque senti, adesso siccome dobbiamo salutare un management che come sempre mi aiuta e mi supporta anche in Sicily On Air, ovvero la Gianfabi, grande Marione. Ciao Gianfabi, ciao Mario. Veramente un grande punto di riferimento per molti artisti. Adesso lo faccio arrabbiare perché ti faccio una domanda trabocchetto. A me? Sì. Ah. Da quanto tempo, Daria Biancardi, non entri in studio di registrazione? Da 3 giorni. E come mai sei entrata 3 giorni fa in studio? Perché c'è una cosa bella che si saprà settimana prossima. Vabbè, no, volevo sapere. Stata brava. Bravissima. Piparo sicuramente ha capito qualcosa. C'è qualcosa che bolle in pentola. Sicily, cose siciliane, capito Piparo? Cose siciliane. Sì. Allora, senti, siccome io con Vincenzo Gallea sono molto amico, un po' meno con Tignino, ma proprio con Vincenzo abbiamo condiviso il palco insieme, discoteche, ma cose fatte serie. Adesso ti chiedo, caro Piparo, perché Vincenzo a questa domanda non risponde mai, Vincenzo Gallea. Piparo stasera ci dirà in esclusiva, una settimana prima di Natale, quando i Typical ritorneranno insieme. Quando è il prossimo singolo dei Typical? Quando è il prossimo singolo con Josh, oppure perché voi o Josh o Kimara Losen? Chi dei due? Allora è
toccato un tasto non dolente, però abbastanza importante, perché per noi Typical significa Josh e significa Kimara, ma più di tutti significa Josh, perché comunque con lui abbiamo avuto, diciamo, l'abito, la consacrazione al successo. Quindi poi siamo ritornati, che già siamo quasi 10 anni fa, con Stars, sempre con Josh, e abbiamo riavuto successo dopo 20 anni, aiutami. 20 anni. Sì, 20 anni. 20 anni, te lo dico io, 20 anni. E quindi non è una cosa semplice. Quindi dove voglio arrivare? Che per noi Typical, se non c'è Josh, se non c'è Kimara, è una cosa un po' difficile da fare, ma proprio perché siamo troppo legati. E quindi per questo non l'abbiamo fatto più, perché la nostra eventuale uscita prescinde da loro. Senti, io a parte la primissima parte di Typical, avere Piparo stasera qua, per me era importante parlare della produzione anche dance siciliana, che negli anni 90 è stata fortissima, non solo la musica, il pop, ma per me i Typical rappresentano un punto di svolta della produzione musicale siciliana. I primissimi Typical, appunto con Josh, i primi singoli, The Color Inside, citato prima, ma non solo, la voce di Kimara con un singolo che in quella parte della mia vita, The Music Is My Life, giusto Piparo? Giustissimo, come? Ha rappresentato molto, cioè rappresentava il Vincenzo Canzone che nelle discoteche faceva alzare le mani, era in quel momento proprio proprio molto importante. Dovrebbe essere 99 o 98, una cosa del genere. Sì, credo che sia 98. Voleva cantare, no scusa, Daria la vedevo un attimino tribolante, perché tu hai cantato i dischi dei Typical, cioè cosa ti è capitato? Ma certo, io ero la prima ad andare nella pista on the dance floor quando c'era il The Color Inside, ma poi c'era, aspetta, round and around, round and around. No, ma scherzando, cioè la meglio musica. Ma secondo te, ora faccio una cosa, no, ma secondo te mi rispondi, che fa Calle a quest'ora, per esempio? Cioè, farei una... Chatta con la fidanzata. Ma stai scherzando? Come no, chatta con la fidanzata? Ci metto la mano sul fuoco. Chatta con la fidanzata? Vabbè, comunque... Tu lo stai chiamando? Vabbè, io sto facendo semplicemente perché questo è il bello, mi sento un po' la D'Urso e un po' Carrà, perché io sto provando a chiamare... Non ti risponderà mai. Non mi risponderà mai. No, tra l'altro... lo conosci bene? No, io sto facendo... Tra l'altro è una videochiamata che sto facendo a Callea, secondo me, dico, per quanta stima profonda... Se ti risponde esco col tutù rosa fuori. No! Vincenzo! Dai, me lo presti un tutù, ce l'hai un tutù? Certo, sì, è assolutamente certo. Chi non ha un tutù rosa? Beh, certo, no, ha ragione Piparo, non, col non rossetto rosso. Piparo, caro Piparo, senti, allora intanto dobbiamo svelare il personaggio misterioso che voi sicuramente avete capito, perché fatevi leggere la scheda. Allora, fatevi leggere la scheda. Tra le storie più interessanti di VIP produttori di vino, chi ha scelto la Sicilia, in questo caso il cantante dei Simply Red, Mick Hucknall. Yeah. Vediamolo un po'. Bravo Mick! Eccolo. Hai capito perché gli piace il vino? Perché poi se ne va in giro a bere. Stiamo parlando di una delle voci più belle della musica internazionale, voglio dire, che hanno fatto anche lì peccato che si sono separati lì grande voce soul, grandissima voce soul, sì. Assolutamente sì. Allora Daria, tu non mi vuoi svelare nulla, sei tra l'altro tu quando sei andata a New York l'ultima volta? Daria, io mi ricordo 2 anni fa, mi pare, dai, è possibile. Sì. Allora, non c'era il fermo immagine, ero io che ero proprio ferma. Il 13 ottobre del 2019 sei stata in America perché hai incantato tutti quanti.
con il premio che hai vinto, la 10ª edizione di New York Canta. New York Canta, sì. Ecco. Allora, lo sai qual è la cosa? La cosa è che questa pandemia, questo 2020 è talmente una linea di demarcazione così forte, così prepotente tra quello che c'è stato prima e quello che ci sarà dopo, che tutto quello che c'è stato prima sembra, diciamo, prima di 30 anni fa, ecco, quindi non ricordavo esattamente la data. Comunque sì, nel 2019 a ottobre ho vinto il Festival di New York, New York Canta, con Come una danza, che è il mio primissimissimo singolo in italiano. E allora, leggiamo altri messaggi perché siamo quasi vicini alla conclusione. Allora, vediamo, produzione Typical, voce Daria e community. Il guest, il featuring Daria Biancardi con Typical, ma lì io voto sì. Io sarei col cuore così, cioè tutto il tempo palpitante, anche perché Josh è sempre stata una delle mie voci preferite in assoluto, e questo l'ho sempre detto, per cui per me sarebbe un onore di più poter duettare con Josh facciamo un giorno. duetto. Marzia, grande Riccardo, che bei ricordi, Typical. Beh, naturalmente i ricordi vanno avanti. Ci sono altri messaggi. Wow, vabbè, c'è gente ovviamente estasiata, immagino, da quello che ha visto e sentito, dal tutù rosa alle dichiarazioni d'amore reciproche. Allora, prima che dimentico, che poi Piparo dice: ma questo ha pensato a cazzeggiare? Ha pensato che no, io mi sono documentato, a parte aver parlato di Typical, però artisti siciliani contro il Covid-19, un'idea di Riccardo Piparo, di questa versione inedita di L'inno di Ramelli. Complimenti a Mario, ovviamente, ma che cosa è stato questa cosa? Bello, che quando io ho sentito... Aspetta, devo dire una cosa, scusami Piparo se ti tolgo la parola, ma mi piace dire questa cosa. Quando Riccardo mi ha chiesto di fare parte di questo progetto, io dissi, ma vabbè, me lo chiede Riccardo, quindi per me io alla cieca vado, non è tutto quello che dice lui. Quando io poi ho sentito quello che è uscito, è stato, cioè, avevo le lacrime agli occhi, è stato un genio, è stata un'idea, una creazione talmente elevata, che soltanto lui poteva farla, soltanto lui poteva trasformare l'inno in una cosa così bella, veramente col cuore, quindi io sono onoratissima di averne fatto parte. Bravo. Allora, ricordiamo ovviamente un inno cantaminato dalle sonorità pop, folk, jazz e rap di 30 artisti, Mario Biondi, ma anche Francesco Buzzurro, Cafiso, Milici, Lo Iacono, Biancardi, insomma, di tutto e di più. Bravo Ricky, bravo veramente. Grazie. In quel momento lì ci voleva, secondo me. Era un momento particolare e ci voleva. È stato poi, tra l'altro, l'abbiamo fatto uscire il 25, che era il giorno della liberazione, 25 aprile. Sì, abbiamo aspettato proprio quel giorno per farlo uscire ed era... abbiamo fatto 100.000 visualizzazioni in 2 ore, mi pare, una roba fantastico. Sì. Allora, mi è arrivato il foglio, per concludere, ovviamente, dove ci sono le date nostre, anche mie, di Daria, di Riccardo, per il 31 di dicembre. Ecco. Questi sono possiamo giocare a 0 per. Infatti, no, ragazzi, secondo me lo sai quello che si impicca. L'impiccato! Come appropriato! Ma come si fa, ragazzi? Ma come si fa? Vabbè, niente, disperati. Vabbè, comunque, detto questo... ridiamo perché, insomma, questa cosa, anche secondo me, anche la risata cerchiamo ci sta. Un po' di... Se non ironizziamo... Di portare un po' di speranza, perché noi abbiamo bisogno di sperare, giusto? E disperare, di ispirare. Allora, io sono le 22:15 di questo giovedì 17 di dicembre. Intanto volevo ci salutiamo tutti insieme e mandiamo la sigla. Oggi ho deciso di fare così, non posso fare l'uscita singola, perché francamente oggi sia Piparo che Daria, e prima Loredana, devo dire, insomma, è stata cortese e carina a stare con noi fino alla certa, però Biancardi, io adoro la Biancardi, per me è una sorella, veramente,
veramente per me è una sorella, lavorerò ancora nel 2021 con lei, perché la cosa bella l'amicizia, però poi ci siamo trovati in situazioni lavorative insieme e ci divertiamo, proprio è amore. Con Piparo non ho mai lavorato, ho sempre avuto grande stima di Piparo e stasera finalmente l'ho intervistato e quindi sono contento di avervi avuto, ragazzi, veramente grazie. Buon Natale! Buon Natale! Buon Natale a tutti voi! Buon Natale anche a voi! Ecco. E complimenti per la carta da parati che c'hai dietro, che mi piace. Grazie Piparo, mi sono fatto un mutuo per fare sta cosa qua, perché insomma volevano uno studio siciliano e Vincenzo quindi... Cantone, io non avevo il coraggio di dirtelo. Ma perché, scusate, è brutta? Ma perché è No, brutta? a me piace tantissimo. C'è un mix tra la radio, cioè quindi comunque i pannelli, e la sicilianità. Ho brandizzato la tazza, c'è tutto brandizzato. Ma non sei in cucina? Io pensavo fossi in cucina. Ma no, scusami, non è che mi offesa. Ma pensavo che fossi... No, vedevo le piastrelle. No, non è cucina, Mi sa che non ti ama più. Basta, è finito l'amore, date e basta, non lavoriamo più. Senti, allora, detto ciò, ha fatto il foglio delle date. Non ci sono più date, non abbiamo date disponibili. Anche lui. Devo spoilerare, perché lo faccio quasi sempre, prossima settimana altra sicilianità in arrivo, perché giovedì prossimo ci sono i Tamuna, che saranno interviste favolosi. E poi ci sarà anche Alessio Selvaggio, reduce da una bella figura ad All Together Now, palermitano. È vero, è vero. Tosto. Insomma, noi ringraziamo Riccardo Piparo. Ciao Ricky. Grazie a voi, grazie a voi. Ladies and gentlemen, Daria Biancardi. Grazie infinite, grazie a chi ci ha seguito, grazie a te Vincenzo per avermi invitato, grazie sempre a Mario e a Gianfabi Production e un bacio grandissimo e un abbraccio enorme a Piparo. Paolo, ricambio e buon Natale a tutti. Paolo, dammela uno, Paolo, eccola qua. Cari signori, se vi siete divertiti, seguiteci nei video replay domani sera e poi condividete e ci vediamo prossima settimana giovedì alle 21:30 quando sarà Sicily On Air. I'm dreaming of the white Christmas. Sigla.